Come sapete, la zona rossa non è quella della scorsa primavera. Siamo molto allarmati perché i siciliani non hanno capito la gravità del momento, ma si tratta di una minoranza di siciliani. Ecco, abbiamo voluto riprendere le parole del governatore Nello Musumeci, che ieri abbiamo ascoltato in diretta, per commentare lo stato d'animo degli altri siciliani, quelli che sia in primavera che adesso sono stati e sono rispettosi delle regole. Ebbene, la stragrande maggioranza dei siciliani non vuol sentir parlare di altri lockdown, di altre ristrettezze, perché la salute è a rischio anche a causa di provvedimenti che puniscono tutti, dal momento che non si riesce a colpire i pochi, che, come dice lo stesso Musumeci, non hanno capito niente. E allora, piuttosto che sparare nel mucchio, bisogna trovare il modo di colpire la minoranza di stupidi in circolazione, puntare cioè il dito su chi continua a fregarsene, invitando i prefetti ad agire di conseguenza. Bisogna insomma cercare di fermare chi non rispetta le disposizioni. È troppo facile firmare ordinanze che chiudono tutto e decretano gli arresti domiciliari per tutti i cittadini, anziché mettersi al lavoro per trovare una soluzione alternativa, per impedire alla minoranza di siciliani di continuare a nuocere. Si faccia intervenire la magistratura per tutelare i cittadini per bene. Si eviti, insomma, il colpo di grazia. Per la Confcommercio di Agrigento, con il presidente Alfonso Valenza, bisogna salvaguardare anche l'emergenza sociale ed economica. Dal 1° febbraio bisogna poter aprire tutte le attività, anche con l'applicazione di protocolli più restrittivi. L'importante per Confcommercio è riaprire tutto. Una dettagliata nota di quello che la categoria chiede è stata inviata al presidente Giuseppe Conte e al presidente Nello Musumeci, il quale dovrebbe davvero riflettere e lasciare cadere a questo punto il discorso sul lockdown.